di primer G. Dove è indicato questo primer? Sulle piastrelle lucide, sui marmi, sul vetro, sulla plastica. Prendiamo la spatola, direttamente una bella sgrassata alle piastrelle, mi raccomando. Questo qua ti fa uno spessore di 1-2 mm. Il mio consiglio nei bagni. Unicot è un rasante in polvere, va miscelato con acqua, lui vi fa uno spessore fino a 1 centimetro. Un altro esempio, abbiamo fatto la ristrutturazione, abbiamo questo appartamento, abbiamo fatto le tracce a terra, dislivelli, crepe, dobbiamo mettere la rete, quindi andiamo direttamente con l'Unicot. Questo il fondo diventa più duro, diventa veramente cemento armato, no? Se superiamo l'umidità, questo dove succede? Pian terreno, cantina, dove non c'è il vespaio, se dalla macchinetta risulta che è superiore al 4%, dobbiamo andare di acqua block. Fa fino a 5 cm di spessore. Questo è bicomponente, polvere e resina. Mettiamo il sigillante poliuretanico prima di tutto. Se dobbiamo impermeabilizzare mettiamo questo, se c'è la piastrella mettiamo questo, se c'è l'impermeabilizzante però è tutto storto mettiamo questo. Andiamo a mettere sul Racing One, carteggiamo bene, ripassiamo sul sigillante poliuretanico prima di passare il polyglass che sarebbe il protettivo bicomponente.